L'argomento di oggi è un po' con diciamo, l'incontro di oggi vuole essere un po' d'apertura poi anche alle attività successive che verranno svolte. E quindi più che un incontro, diciamo, di approfondimento di tipo teorico su un determinato costrutto, vuole essere proprio un incontro volto ad analizzare il contesto, come si diceva prima, nel quale l'orientamento deve svolgere il proprio lavoro, in cui gli orientatori, le persone che si occupano appunto del futuro e dei progetti di vita delle persone devono operare. Quindi un po' ho suddiviso la presentazione in questo modo: la società del rischio e della complessità, i nuovi problemi per l'orientamento, quelli che vengono definiti wicked problem, e poi un approfondimento sul quello che faremo il futuro, il prossimo futuro insieme. Per quanto riguarda il primo punto, la società del rischio e della complessità, vorrei partire proprio da una delle definizioni che viene data da uno dei sociologi maggiormente riconosciuti oggi, che è Beck, il quale ha definito proprio la società in cui viviamo una società caratterizzata da alto rischio. Rischi che sono tangibili, altri rischi che possono essere invisibili. Secondo questo studioso, un po' il processo di modernizzazione, che vuol dire anche a che fare con il processo poi di globalizzazione, di sviluppo tecnologico in linea più generale, ha portato ad una evoluzione della nostra società, chiamandola appunto, definendo la società del rischio, e un'evoluzione dalla precedente società di scarsità, in cui il principale problema è la distribuzione della ricchezza. Il nuovo problema, secondo Beck, è quello della distribuzione del rischio, cioè in qualche modo un rischio che viene redistribuito e in modo sistematico, la necessità di trattare in qualche modo le insicurezze o i problemi che nascono dalla modernizzazione della società stessa. Quindi un po' il rischio che non ha nemmeno confini, che a volte è anche invisibile, e per cui possiamo dire che una caratteristica è proprio l'invisibilità. Pensiamo ad esempio al rischio o comunque al fattore di rischio prodotto dalla recente emergenza sanitaria, dalla pandemia, un rischio invisibile che nessuno poteva aspettarsi, che si è dimostrato poi anche globale, no? Quindi ha toccato tutti in larga scala. Ed è sicuramente un rischio no? non programmato, il Covid, ma possiamo dire che è sistematico, che è, e anche secondo ad esempio recentemente la professoressa Capua, è un rischio che deriva dalla natura stessa di come stiamo trattando ad esempio il mondo, la tematica della biodiversità, che produce quell'effetto che Beck chiama indesiderato, no? Quindi una propensione nel caso del Covid, no? Maggiore di trasmissibilità dell'epidemia tra gli animali e l'uomo, proprio perché la natura in qualche modo stiamo spopolando la natura proprio dalla sua ricchezza, dalle sue diversità. Società che viene definita anche società per questo delle super diversità, proprio perché ci sono questi fattori delle epoche moderne che si intersecano tra di loro e producono, diciamo, una maggiore eterogeneità dei contesti. Per poter analizzare l'eterogeneità dei contesti e quindi per riuscire a praticare ed essere orientatori oggi in questo contesto, è importante prendere in considerazione un po' le teorie della complessità e considerare appunto l'intersezione a diversi livelli del sistema. Un livello di microsistema, un livello di mesosistema, un livello di macrosistema. Quando parliamo di microsistema facciamo riferimento alle caratteristiche individuali, dove in qualche modo no, possiamo poco lavorare. No? Sappiamo ad esempio rispetto al contesto lavorativo che essere uomo, essere donna in un contesto come quello dell'Italia attuale, mi fermo all'Italia, ok? Non vado oltre, può fare la differenza. In Parlamento si sta discutendo oggi una legge sulla parità
di salario, no, all'interno delle aziende pubbliche e private. Non si sa come andrà la discussione, però iniziamo, no, a portare questa tematica, viene presa in considerazione anche dai politici, quindi appartenere al genere femminile in qualche modo può essere una barriera nelle attività lavorative. Barriera, adesso prendo l'esempio del genere, ma se pensiamo anche allo stato socio-economico, anche questa è una barriera individuale che può fare la differenza nello sviluppo delle progettazioni professionali. E anche qui la recente pandemia ha messo chiaramente in evidenza che coloro che provengono da ambienti socio-economici diciamo maggiormente vulnerabili, quindi con un basso livello socio-economico, hanno maggiore possibilità di essere esposti sia a problemi, a rischi di tipo di salute, ma anche in relazione ad esempio agli apprendimenti è emerso chiaramente che l'appartenere ad un determinato ambiente socio-economico fa la differenza anche nelle possibilità future di successo accademico e quindi di conseguenza di opportunità di tipo lavorative. Questi elementi si vanno a intersecare con gli effetti del mesosistema, quindi pensiamo ad esempio al sistema educativo, al sistema di tipo familiare, quindi in qualche modo i supporti o le barriere prossime del contesto e dell'individuo. E infine abbiamo gli elementi del macrosistema, quindi che hanno a che fare con tutti quegli elementi di tipo globali, di ideologie, di politiche, di processi economici che in qualche modo possono influenzare i diversi fattori. Per quanto riguarda quindi questi elementi ovviamente possono essere analizzati in diverse ottiche, no? Quindi a livello individuale, familiare e sociale. Quindi nel prendere in considerazione un individuo, un ipotetico cliente, utente che viene da noi in una progettazione professionale, in qualche modo quello che le recenti teorie dell'orientamento e dell'inclusione mettono in evidenza è l'importanza di avere un'analisi a tutto tondo, no, di questi elementi. In qualche modo la possibilità di uscire da una visione, se volete, anche di cui anche molta psicologia si è portata avanti, che è di tipo introspettiva, che guarda l'individuo come unico responsabile dei suoi successi, dei suoi fallimenti, ad un'analisi invece più complessa, no? Che va a considerare gli elementi del sistema. E quindi questa analisi complessa ci porta anche a mettere in atto una riflessione di tipo critica rispetto agli elementi che caratterizzano appunto il sistema attuale. La complessità, un po' per accennavo, può essere dettata da diversi fattori, no? Mi verrebbe da dire che sono gli occhi di tutti noi, soprattutto no, se siamo interessati a questo tema, ad esempio effetti che hanno a che fare con la globalizzazione, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, il movimento dei popoli, la vulnerabilità degli esseri umani che sembra essere anche no, in continuo aumento, la mancanza delle risorse naturali e quindi la complessità, la sfida legata anche all'ambiente, alla terra e la complessità legata anche ad una visione politica che produce anche certe metodologie, certe procedure da un punto di vista burocratico, amministrativo, ideologico che portano avanti poi a determinate scelte rispetto al futuro. Questi elementi riguardano la complessità e secondo anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono anche un po' le sfide con le quali gli esseri umani dovranno interagire nel prossimo futuro. Quindi sono delle sfide a cui dovremmo prendere parte e come dice no, l'Agenda 2030, quindi un po' negli obiettivi dell'Agenda 2030, se vogliamo effettivamente no, lasciare una sorta di futuro che sia dignitoso nelle mani delle nuove generazioni e delle generazioni anche presenti. Quindi partendo da una visione un po'
più diciamo puntuale, no? In un'analisi rispetto a questi elementi che caratterizzano la complessità, partiamo dal fenomeno della globalizzazione. Allora, se vi dovessi chiedere, ecco, cerchiamo di sganciarci un po' dall'impostazione accademica, almeno per quanto mi riguarda, che cos'è la globalizzazione? Quali sono le risposte? Che così, la prima risposta che vi viene in mente, non ci sono risposte giuste o sbagliate, no? Siamo tutti... Qual è la prima risposta? Che la globalizzazione è a ruota libera, aprite pure i microfoni e dite la prima cosa che pure vi viene in mente. L'apertura delle frontiere, mercato aperto. Mercato aperto. Interazione tra più paesi. Una contaminazione di esperienze. Altro? Ok, quindi sicuramente la globalizzazione ha a che fare con questi aspetti, quindi un mercato aperto e l'interazione tra le persone, la contaminazione di esperienze, che sono aspetti, se vogliamo, di tipo positivo. La globalizzazione porta con sé anche degli effetti di tipo negativi, se vogliamo, delle conseguenze che sono il risvolto, diciamo, della medaglia. Questi effetti hanno a che fare sia con elementi di tipo politico, civile, per quanto ad esempio riguarda il diritto dei lavori nelle diverse parti del mondo, tant'è che oggi si discute del fenomeno del lavoratore globale, cioè dei diritti globali con un salario globale dei lavoratori, no? Quindi in qualche modo si depersonalizza l'aspetto del lavoratore, quindi con quest'idea di un lavoratore globale, ma anche a livello dei diritti, no, sindacali, quindi quali sono i diritti minimi del lavoratore da una parte e dall'altra del mondo. Quando parliamo di globalizzazione, sicuramente ci sono anche degli effetti, dei risvolti che hanno a che fare con, ad esempio, elementi di tipo economico, di tipo politico, e sicuramente, no, un aumento delle conoscenze e delle informazioni, ma nello stesso tempo quello che alcuni studi mettono in evidenza è anche una forma di occidentalizzazione del pensiero, in qualche modo il ritenere che il pensiero dei paesi, lasciandomi passare il termine, più sviluppati sia il pensiero ok rispetto ai pensieri invece di posti in cui, no, si immette con i nostri mercati e con la nostra produzione. Ci sono effetti poi dettati, no, dalla delocalizzazione delle aziende, e non è una novità, lo vediamo dalla Whirlpool, dalle aziende locali, fino a finire, adesso non mi viene in mente, ma delle aziende ad esempio nella zona del Bellunese che stanno facendo tutta una campagna per mantenere attivi i loro posti di lavoro. Questo a scapito dei lavoratori locali e anche del salariato dei lavoratori locali. Considerando poi, no, se andiamo a vedere il costo effettivo della merce, no, quindi chi si incentiva di tutto ciò, chi ne trae vantaggi, beh, è ben facile intuirlo, no? Non certo i singoli cittadini. Poi abbiamo gli effetti di tipo politico-ambientali, si sta parlando, si parla spesso, no? Qui a Padova da ieri c'è il blocco delle auto, siamo in zona arancione, quindi anche gli effetti ambientali, no? Che cosa vuol dire appunto immettere, no, una serie di emissioni globali nel pianeta. Quindi questi sono tutti effetti che hanno a che fare, i risvolti negativi, no, della medaglia, ma sono risvolti negativi e non voglio dire che con questo la globalizzazione è del tutto positiva e del tutto negativa, lungi da me un pensiero di tipo, no,
polarizzato da una parte o dall'altra, ma è bene tenerlo in considerazione, perché se ci vogliamo occupare di orientamento, di inserimento lavorativo, sicuramente questo elemento, che è un elemento del macro sistema, ha effetti a ricaduta sul singolo individuo, no? E quindi sulla ricerca e sulla progettazione del singolo individuo. E oltre a questi aspetti, ovviamente ci sono anche aspetti di tipo politico, fiscale, no? Nemmeno 2 settimane fa Amazon è stato multato con una multa molto, molto pesante rispetto, no, al ruolo che aveva nella spedizione dei suoi prodotti. E poi tutto il discorso che ha a che fare con il capitale che si sposta da un paese all'altro alla ricerca di imposte basse, che siano sempre più basse. In tutto ciò, diciamo, la situazione da un punto di vista macro può essere aggravata anche da quelle che è lo sviluppo delle nuove tecnologie, che è un elemento anche qui di macrosistema, no? Oggi si parla sempre più di quarta rivoluzione industriale, la seconda età della macchina, alcuni autori la definiscono l'apocalisse robotica, l'età delle accelerazioni, la terza rivoluzione industriale, insomma le modalità e termini tecnici per definirla sono vari, però sicuramente siamo in una fase in cui l'evoluzione, la trasformazione tecnologica sta trasformando i nostri ambienti lavorativi, no? E anche qui basti pensare alla recente pandemia, no? Ha trasformato alcuni lavori, alcune mansioni totalmente in modalità online rispetto, no, a quanto avveniva pre-pandemia. E per alcuni è stata più semplice, diciamo, la trasformazione nell'online, per altri lavori invece non è possibile, non è così. Ma pensando alla terza rivoluzione industriale, alla quarta, come la volete chiamare voi, bisogna anche riflettere sul fatto che se fino adesso in qualche modo la trasformazione digitale, tecnologica ha toccato quei settori che venivano considerati a bassa competenza, sempre di più oggi questa rivoluzione industriale si sta affermando anche all'interno di quei contesti lavorativi altamente qualificati dal punto di vista professionale. Faccio l'esempio di un'agenzia di assicurazioni di Padova che anziché munirsi degli avvocati utilizza un sistema di intelligenza artificiale dove le pratiche, le prime pratiche o diciamo un tot di pratiche vengono direttamente evase dal computer, dall'intelligenza artificiale, al posto di una professione come quella dell'avvocato. Non di meno, no, se pensiamo all'orientamento, le varie piattaforme online, no, di matching lavorativo, dimmi che interessi hai, ti dirò dove andare a lavorare, che si basano su informazioni, su algoritmi, su parametri che stanno nelle medie e nelle deviazioni standard. E questo ci porta a una riflessione molto importante a mio avviso. Uno, ha a che fare con tutta la tematica inerente all'inserimento lavorativo, no? All'inclusione delle persone con maggiore vulnerabilità. Se abbiamo detto che lo sviluppo tecnologico va in qualche modo a sostituire quelle mansioni lavorative che erano di bassa competenza, che solitamente erano quelle mansioni lavorative che magari venivano ricoperte all'interno, no, di progetti di inclusione, di inserimento lavorativo, la legge 68 e così via. Che succederà nel futuro? Come si evolverà? No? E quindi questa sicuramente è una sfida a cui noi siamo chiamati in qualche modo a rispondere. Nello stesso tempo, no, immaginatevi un giovane che si proietta in un futuro, forse, no, avere una percezione e riflettere su queste tematiche potrebbe essere importante, perché la professione che sta immaginando ad oggi magari nel suo futuro sarà totalmente diversa. E questo non vuol dire che la rivoluzione, anche qui non voleva essere, no, polarizzata pro tecnologia o contro tecnologia. La rivoluzione industriale potrebbe anche incrementare
opportunità lavorative, ma dobbiamo chiederci che tipo di opportunità lavorative, quali competenze richiederanno queste opportunità lavorative. Sappiamo ad esempio ad oggi che la macchina, gli algoritmi diciamo sono in sinergia con diverse professioni, no? L'ANSA delle notizie sono algoritmi che prendono le notizie e le pubblicano. In contesto medico anche abbiamo, no, bracci robotici per la chirurgia, quindi quale sarà il futuro delle professioni in qualche modo non lo sappiamo, non abbiamo una bacchetta magica per rispondere, però sicuramente possiamo dire che il futuro, comunque il lavoro del prossimo futuro non è quello di una volta. Una vignetta del New York Times cercava di rappresentare, no, il futuro nel contesto industriale. In questo modo un bambino chiede al padre quante persone sono necessarie per far funzionare una moderna industria tessile. Un essere umano e un cane sono sufficienti, dice il padre. L'essere umano per assicurarsi che le macchine e i robot lavorino adeguatamente e il cane per far sì che l'essere umano non si avvicini troppo alle macchine. Quindi, no, come immaginandosi un'industria ad oggi ricca di persone, di professionalità, in un futuro, no, richieda una riduzione delle persone stesse. Questi elementi sono importanti per iniziare a analizzare anche il fenomeno della progettazione professionale, no? Quindi che cosa vuol dire progettare ad oggi un futuro che, come vi dicevo, no, sarà molto diverso dal lavoro del passato. E da qui si muovono proprio anche le recenti teorie dell'orientamento che avremo modo di analizzare, no? Possiamo dire che fino ad un secolo fa il lavoro, poi diciamo tutto è iniziato a cambiare con la prima grande crisi economica degli anni 2000, ma aveva un andamento del tipo lineare, per cui entro in un contesto lavorativo, no, rimango fin quando non è l'ora di andare in pensione con qualche piccolo aggiustamento, modifica, eventualmente, no, un incremento delle mansioni lavorative, un passaggio di ruolo, però più o meno la situazione era questa. Ad oggi i ricercatori ci dicono che non sarà più così, che i futuri professionali sono incerti, non sono lineari, non sono traiettorie prevedibili, e addirittura studi americani dicono che in media un lavoratore cambierà il proprio lavoro circa 15 volte nella propria vita. Questi studi americani, che erano diciamo degli anni 2000, iniziano a essere in relazione, in sintonia a quello che succede a un giovane che si inserisce nel mercato del lavoro attuale. Quindi quale sarà il futuro dell'impiego? I lavori saranno computerizzati o meno? Sicuramente la scienza si sta iniziando a porre queste domande. Non abbiamo delle risposte certe, ma sicuramente le possiamo mettere, diciamo, all'interno delle nostre riflessioni più ampie rispetto a quello che è il contesto attuale in cui le persone ad oggi vengono a bussare alla nostra porta. Un altro elemento di cui sicuramente dobbiamo tenere in considerazione è anche tutto il cambiamento che sviluppo tecnologico, globalizzazione hanno introdotto nel contesto lavorativo, quello che viene definita come il gig worker, no? E tutto ciò che ha a che fare con la gig economy, quindi servizi su piattaforme che incrementano un lavoro che ancora, no, nella nostra diciamo nel nostro contesto non è chiaramente definito, non ha dei contorni ben precisi. A volte i gig workers sono proprio i lavoratori che sono tra quelli che presentano anche un maggior tasso di preoccupazione verso il futuro, una minore forma di, un minore livello di benessere, proprio perché sono lavoratori tra virgolette a chiamata. Qualcuno continua a dire che siano dei lavoretti, ma se il termine nasce per identificare un lavoretto, oggi possiamo dire che per alcune persone non sono dei lavoretti, diventa la prima mansione, no? Quindi
quindi anche qui è un lavoro ombra. Fino a qualche anno fa si parlava dei working poor, cioè di persone che nonostante un contratto di lavoro erano ai limiti della discriminazione, della soglia di povertà sociale. Oggi invece parliamo dei lavori ombra di cui nessuno, diciamo, tiene conto, e anzi durante il periodo Covid abbiamo capito quanto invece potevano essere fondamentali. Sono stati coloro che hanno lavorato maggiormente, se immaginate, al Deliveroo, al trasporto di cibo e via dicendo. La gig economy, il lavoro dei gig worker, nasce in un contesto di sviluppo tecnologico, no? E quindi le prime applicazioni le troviamo con il Deliveroo, con Amazon, dove l'interesse non era tanto quello di fornire un servizio di tipo lavorativo, ma quanto rendere più sofisticati gli algoritmi che ci sono dietro all'analisi del mercato, all'analisi del lavoro. E quindi vediamo come si interconnettono, no? Questi interessi diversi dal punto di vista della globalizzazione dei mercati, dello sviluppo tecnologico, ma anche poi le ricadute sul mercato del lavoro e sulle possibilità che hanno i lavoratori, di cui non possiamo non tenere in considerazione. Effettivamente sappiamo che esistono ed è bene in qualche modo anche tenere in considerazione che il contesto in cui le persone vengono a bussare alla nostra porta è caratterizzato anche da questi fenomeni. Immaginate bene che una forma di lavoro di questo tipo, con un modello non più lineare, con traiettorie complesse del lavoro, gli effetti che può avere ovviamente a livello anche individuale, no? Di benessere sociale, di percezione della qualità di vita e via dicendo. Quindi questi elementi diventano importanti anche per aiutare le persone a percepire, no, il ruolo ovviamente nelle dinamiche del lavoro, ma anche in relazione a quelli che sono gli elementi sistemici, no? Immaginando ad esempio il problema della precarietà, analizzare questi fenomeni con i propri clienti, utenti a diversi livelli, porta anche ad una forma di consapevolezza di quello che è il contesto, no? E quindi spesso gli studi ci dicono proprio questo, che i giovani, soprattutto i giovani precari, presentano forme, sintomi depressivi legati alla responsabilizzazione della propria condizione, perché ci troviamo all'interno di un contesto dove ancora tanta enfasi viene data all'individuo e non al sistema. Quindi piuttosto dire è una condizione data da una serie di elementi contestuali, no? E quindi dare la responsabilità all'individuo. È colpa tua se sei precario, perché magari non ti dai abbastanza da fare, non fai dei buoni curriculum, non hai studiato abbastanza, e quindi no, la responsabilizzazione dell'individuo. In tutto questo si aggiunge una visione sistemica, politica, se vogliamo, no? Che su diversi livelli porta ad una concezione, diciamo, dell'individuo in un ambito ideologico, politico, economico, dove tanta enfasi viene data alla competizione, al progresso, alla produzione, quindi alle abilità, no? Le competenze, e coloro che non hanno queste competenze, coloro che non possono essere imprenditori di se stessi, come tanti proclami annunciano, no? Bisogna spronare i giovani a essere imprenditori di se stessi. Forse questi sono diciamo, elementi che vengono da dei modelli economici volti ad produrre, no? Continuare a produrre, a mettere l'acceleratore, che però non si fanno poi carico, no, dei costi sociali che avviano questi meccanismi, proprio perché chi lavora, no, nelle tematiche, nell'ambito dell'inserimento, dell'inclusione, soprattutto con le persone con vulnerabilità, credo che abbia bene idea di quello che sto dicendo, no? Quindi la competizione, il progresso come l'elemento, no, dell'individuo, per cui se un individuo non è abbastanza competitivo e produttivo, tra virgolette, no, viene tagliato fuori dal contesto lavorativo. Ovviamente queste sono ideologie che si rifanno ad una
cultura, diciamo, del mercato, di una visione economica che ha prettamente una tendenza di tipo neoliberale, no? Per cui bisogna creare delle persone che siano produttive a tutti i costi, uno sviluppo a tutti i costi. E immaginate gli effetti che questa, diciamo, teoria economica può avere sull'individuo. E sicuramente no, l'idea delle politiche neoliberali era poteva essere quello di creare un mondo di piena occupazione, creando anche una maggiore privatizzazione dei mercati, ma in realtà abbiamo visto che queste, tra virgolette, promesse date anche dalle prime forme di globalizzazione non sono state mantenute. Quindi in qualche modo sotto queste teorie economiche che continuano a produrre un modello quasi scientifico esatto dello sviluppo, in realtà vediamo che iniziano a essere un po' degli elementi che a giorni d'oggi hanno bisogno di modelli economici alternativi. E la ricetta, diciamo, di queste forme di economia di mercato era un po' annullare le regole e le norme per incrementare l'accumulazione del profitto, incrementare in qualche modo una maggiore efficienza dei privati rispetto ad esempio ai servizi pubblici, le poste, le scuole, i parchi e così via, e tutto ciò, no, a spese della riduzione sociale. E quindi in qualche modo un incremento poi di quella che potrebbe essere invece la percezione della discriminazione all'interno dei contesti. Capiamo bene che tutti questi elementi, da un punto solo di vista di macrosistemi, producono un incremento delle disuguaglianze, e questo ce lo dicono anche tutti i dati europei. E questo era vero già prima del Covid. Dopo il Covid la situazione, dopo, non so nemmeno dire dopo perché qui non se ne esce, comunque anche nella fase successiva, questa situazione sembra comunque non migliorare, anzi sembra peggiorare. Alcuni dati che leggevo ieri, ad esempio, sulle disuguaglianze di genere, mettono chiaramente in evidenza un incremento delle disuguaglianze e della discriminazione di genere nella post-pandemia. Abbiamo anche dati rispetto all'incremento di situazioni di povertà, di disuguaglianze e via dicendo. Queste disuguaglianze poi si proiettano, no, su due fronti: da una parte le disuguaglianze di tipo economiche nel lavoro, ma anche disuguaglianze di tipo sociale, quindi che hanno a che fare con l'accesso ai servizi di qualità. Ci sono domande fino a qui? Tutto chiaro? Avete curiosità? Riflessioni da condividere? Se non vedo chat, perché tante volte magari mi sfugge la chat, voi interrompetemi pure, perché ogni tanto le chat si nascondono dietro le slide, per cui piuttosto smutatevi e intervenite quando volete. Le chat le seguiamo noi se serve, magari ti interrompiamo se qualcuno scrive in chat. Ok, perfetto, grazie, perché io a volte mi perdo, ma non è disinteresse, anzi. Ok, e questi elementi producono poi delle proprie vere discriminazioni all'interno della società, all'interno dei contesti lavorativi. Immaginate che tutti questi effetti di cui abbiamo parlato a livello di macrosistema hanno portato nel tempo ad una polarizzazione delle attività lavorative, per cui, no, ho detto, lo sviluppo tecnologico, la globalizzazione, da una parte attività lavorative in cui viene richiesto sempre più competenza, soprattutto di tipo digitali, no? Utilizzando parole che sono anche riportate nello stesso documento del PNRR, dall'altra invece, no, lavori con basse competenze e bassa abilità, quindi c'è proprio una polarizzazione degli stessi. Hanno portato anche a un incremento dell'aumento della povertà, allo schiacciamento della
della classe media, quindi una polarizzazione, no, tra ricchi e poveri, per cui lo sappiamo anche dai dati che ogni anno arrivano rispetto alle persone più ricche del mondo, che detengono, no, la ricchezza dell'80-90% della popolazione. Soprattutto, no, anche qui di nuovo con la pandemia questo dato è incrementato. Sappiamo bene che i vari ricconi del nostro pianeta, tra cui noi proprietari di Amazon, Facebook, sono diventati sempre più ricchi durante questo periodo di pandemia, a scapito invece delle fasce di popolazione che invece si trovano appunto in condizioni di estrema povertà. Ma anche gli stessi dati della Caritas che sono appena usciti lo mettono in evidenza, che c'è anche proprio una maggiore richiesta ai servizi di assistenza, loro servizi di assistenza rispetto al passato. Ma addirittura c'è anche un po' la percezione che vi sia un po' una sottile, no, idea che viene instillata che quasi anche la formazione, l'investimento in un progetto futuro di qualità non ne valga la pena, no? Della serie accetti questa minestra o ti butti dalla finestra, nel senso, le cose stanno così, non è che ci si può fare, no? Bisogna stare lì tanto a pretenziare su quali sono i diritti lavorativi, e questo porta anche a un aumento dell'attenzione invece su quelli che sono proprio i diritti del lavoro, la dignità del lavoro, no? E lì chiaramente ha messo in evidenza quali sono gli elementi che rendono un lavoro decente, un lavoro dignitoso, non solo un lavoro, no? Questo non ci interessa, un'epoca, no, che da una parte va verso l'inclusione, la sostenibilità, o che cercherebbe di andare in quella direzione, il lavoro decente, il lavoro dignitoso diventa un prerequisito. Senza questi diritti e queste tutele si aumentano anche le forme di discriminazione. Le forme di discriminazione sono un fenomeno sociale che può essere giustificato da un'ideologia che si esprime nella relazione fra l'individuo e le istituzioni al fine di mantenere dei privilegi per i gruppi dominanti, che comportano però privazioni degli altri. Quindi a causa di alcune caratteristiche, quelle che abbiamo, no, visto che emergono sempre di più con questi cambiamenti dettati dalla complessità sistemica, possiamo avere ad esempio comportamenti che hanno a che fare il trattare con meno cortesia, non so, persone che ad esempio hanno una storia di migrazione alle spalle, trattare con meno rispetto magari persone che si trovano in uno stato socio-economico in condizioni di povertà, l'ignorare le persone, non chiedere l'opinione delle persone, ad esempio all'interno di un'opinione lavorativa non chiedere l'opinione della persona con disabilità, isolare le persone, ma anche svalutarle, diffondere immagini negative delle stesse, no? E perpetuare quelli che vengono chiamati gli stereotipi, i pregiudizi verso gruppi sociali. Oppure mettere in evidenza elementi che hanno a che fare con gli errori, i punti di debolezza delle persone, piuttosto che invece focalizzarsi sui punti di forza, sulla complessità, sugli elementi invece, no, positivi delle stesse. Tutto questo produce quindi degli effetti che possono essere anche a lungo termine sull'individuo, e ci sono degli studi che ad esempio hanno messo in evidenza come nelle persone già con disabilità solitamente subiscono con maggior frequenza atteggiamenti di tipo paternalistici o quelle che vengono chiamate microaggressioni, discriminazioni, che comunque producono una rapida erosione delle risorse personali, no? Faccio l'esempio di microaggressioni, no? Non so, un uomo che guida al volante, guidi come una donna, ok? Queste sono delle battute ironiche nelle teorie delle abilità sociali. L'ironia si collega all'aggressione, no? La microaggressione che perpetua anche un pregiudizio, no? Le donne sono
non sono in grado di guidare in modo corretto, quindi dire a un uomo guidi come una donna, no, è una forma di microaggressione. Adesso vi ho fatto un esempio banale, era il primo che mi viene in mente, però le microaggressioni sono queste forme di tipo verbale. E le discriminazioni anche nei contesti scolastici possono avere un peso importante. Alcuni studiosi hanno messo in evidenza come adolescenti che venivano discriminati dai compagni, dagli insegnanti, presentavano livelli più elevati di rischio di abbandono scolastico e di demotivazione scolastica. Quindi in questo caso era stata fatta un'analisi proprio sull'atteggiamento degli insegnanti e dei compagni rispetto agli studenti che potevano presentare delle vulnerabilità o delle disabilità nel contesto scolastico. Inoltre, alcuni studiosi mettono in evidenza che le persone che possono essere oggetto di discriminazione mettono in atto quella che viene definita una cognizione negativa. Cioè mi aspetto in qualche modo, dato che ho subito tante discriminazioni, sono una persona che appartiene a quel gruppo di categorie che solitamente viene discriminata, in qualche modo sono iperattento, posso essere ipervigile rispetto al rischio che ci sia una discriminazione. Quindi questo da un punto di vista cognitivo-psicologico pone le persone a porre tanta attenzione agli aspetti negativi del contesto. Attenzione, no? Quel comportamento sta a indicare che a breve verrò discriminato, quindi sono ipervigile rispetto agli aspetti negativi del contesto. Quindi questo porta anche le persone discriminate a porre l'attenzione sugli aspetti negativi, così come prima abbiamo visto nel gruppo invece di chi discrimina. Altro elemento che potrebbero presentare ha a che fare con la ruminazione, e questo è presente in tanta letteratura che ha a che fare con, ad esempio, lavoratori con storie di migrazione, dove ho fatica a sganciarmi dalle situazioni di discriminazione, situazioni negative del passato che ho subito. È un pensiero ricorrente, no? E questo pensiero di pensare, ripensare su questo elemento può associarsi poi a sentimenti di tipo negativo. Non riesco, no, a pensare che le cose potrebbero andare diversamente. E infine si possono anche mettere in atto, potrebbero mettere in atto le persone delle attribuzioni di intenzioni negative verso gli altri. Cioè io mi aspetto, dato che sono una persona che solitamente viene discriminata, mi aspetto che gli altri mi discriminino. Quindi in qualche modo, no, adesso parlando in modo stereotipico, non so, una persona con storia di migrazione, solitamente sono stato discriminato da persone italiane, mi aspetto che gli italiani mi discriminino. Quindi ho delle aspettative negative verso gli altri. Anche questo, capite, da un punto di vista cognitivo non è efficace perché non aiuta le persone invece a individuare quelli che potrebbero essere dei supporti del contesto. Sicuramente ci saranno le persone che continueranno a discriminare, ma vivo Dio, dove ci sono delle barriere, no? Ci potrebbero esserci anche dei supporti, ma se io ho questa percezione negativa, frutto comunque di una discriminazione contestuale, sarò meno propenso ad individuare anche i supporti. Questo diventa importante per noi operatori perché può darsi che le persone mettano in atto questi comportamenti o questi atteggiamenti e dobbiamo riconoscere che sì, sono processi intrinseci dell'individuo, ok? Che hanno a che fare con elementi che vengono messi in atto dell'individuo, ma considerando quello che ci siamo detti fino adesso, no? L'elemento del macrosistema che ha un impatto poi sulle difficoltà individuali. Quindi per aiutare eventualmente e supportare le persone, no, sarebbe importante riuscire ad analizzare a livello di meso e macrosistema quali potrebbero essere ad esempio i supporti in un contesto lavorativo, i supporti nel contesto sociale in cui la persona si trova. Ecco, infine, già l'abbiamo accennato, no, tra i vari elementi del contestuali che creano complessità non possiamo non far riferimento alla situazione del Covid.
Il Covid, da alcuni autori, è stato definito come un career shock e da una parte ha portato l'aumento della povertà, la disoccupazione, c'è stato un incremento a livello globale della disoccupazione. Ma con career shock, quello che gli autori nell'ambito psicologico e delle psicologie del lavoro mettono in evidenza, danno una definizione come evento straordinario che è causato da fattori esterni che sono fuori il controllo dell'individuo e che produce un deliberato processo di riflessione sul proprio percorso professionale. Questo che vuol dire? Che il career shock potrebbe avere una doppia faccia, scusate, un elemento positivo e un elemento negativo. Allora, se pensiamo alle persone che erano già prima del Covid in situazioni di vulnerabilità, molto probabilmente il career shock ha avuto un effetto di tipo negativo, no? Non avevo possibilità prima, figurati adesso con il Covid, che vado a fare centri dell'impiego, tanto non avevo successo prima, figurati adesso. Quindi no, diminuisce addirittura la domanda di richieste del lavoro, ma non perché aumentano gli occupati, perché le persone iniziano a ritrovarsi in uno stato di depressione per cui arrivo al punto in cui mi dico non c'è più nulla da fare, che le cose vadano con il loro destino, ok? Ma nello stesso tempo per alcuni può aver creato uno shock di tipo positivo. Adesso magari in quelle persone che sicuramente hanno delle posizioni che possono essere più privilegiate, no? In un contesto lavorativo, non so, chi è assunto ma anche ecco, in un contesto universitario, no? Il poter svolgere la propria attività lavorativa comodamente da casa, in pantofole, senza la scomodità di spostarsi da una parte all'altra, può essere, no, un elemento positivo, quindi può aver introdotto anche questi aspetti. Ovviamente noi siamo interessati soprattutto a quella parte di popolazione più vulnerabile per cui viene messo in evidenza che il Covid ha creato un'ulteriore situazione di disagio e un'ulteriore situazione dell'incremento della vulnerabilità. Considerando tutti questi elementi che abbiamo preso in considerazione, quindi a livello di macrosistema, la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico, ma anche il depauperamento delle risorse naturali che possono portare a diversi processi migratori, quindi dettati da guerre, ma anche da situazioni ambientali che cambiano, in qualche modo l'orientamento, se vuole essere, no, un processo di cambiamento, di supporto alle persone, non può essere che avere anche un elemento, diciamo, di attenzione, prestare attenzione all'inclusione. L'inclusione che, attenzione, è un qualcosa che è diverso dall'inserimento lavorativo o dall'integrazione, che erano fenomeni del passato, diciamo, dei cambiamenti culturali del passato. L'inclusione pone al centro il contesto e fino a qui ci siamo detti che la complessità è dettata dal contesto. Quindi l'attenzione non è sul singolo individuo da includere, la persona con disabilità, la persona con migrazione, la persona con cultura diversa, con religione diversa. L'attenzione è posta a tutti e a tutte e quindi è l'attenzione dei contesti che dovrebbero in qualche modo prendersi cura e carico delle eterogeneità e delle unicità delle persone. E quindi che aiutino le persone a gestire la complessità attraverso anche un'analisi contestuale, no? Forse alcune situazioni non possiamo risolverle come orientatori, non abbiamo la bacchetta magica, no? Non forniamo direttamente lavoro ad una persona che magari vive in una condizione di precariato, però il solo supportarla a rendersi conto che la situazione in cui si trova non è solamente una sua responsabilità individuale, ma una responsabilità contestuale, non gli farà trovare lavoro, ma sicuramente da un punto di vista psicologico, di sentimenti depressivi e delle conseguenze che ne derivano, può essere molto efficace.
e anche, se vogliamo, a livello preventivo, allenare le nuove generazioni o i futuri datori di lavoro a gestire la complessità nei contesti lavorativi, analizzare in modo contestuale i propri contesti lavorativi. Questo darebbe anche la possibilità di personalizzare le attività e fare dei progetti che siano contestuali, no? Proprio perché abbiamo visto che ci sono diversi livelli che interagiscono. Nel contesto X le attività che magari metterò in atto come orientatore saranno diverse da un altro contesto, proprio perché abbiamo visto che sono tante le variabili che interagiscono tra di loro. L'inclusione, mettendo al centro il contesto, mette anche al centro i diritti dell'uomo, che sono diritti universali. Abbiamo parlato della dignità, del lavoro dignitoso, e quindi il mettere in qualche modo, attivarsi positivamente per avviare dei cambiamenti nel contesto. L'inclusione, e quindi tutti noi in qualche modo, mi verrebbe da dire, siamo responsabili di questa inclusione, porta anche con sé una lotta alle discriminazioni. Lotta alle discriminazioni che non possono essere affrontate dalle persone che si trovano nella difficoltà. La lotta alla discriminazione va fatta dalle persone che vivono i contesti. In qualche modo quello che viene chiesto anche ai professionisti di orientamento dell'inclusione è scegliere da che parte stare dalla parte delle persone, lottare tra virgolette al loro fianco perché vengano riconosciuti i diritti insieme a loro, oppure dalla parte del contesto economico, dei mercati economici che sostengono e portano avanti un determinato modo di vedere la realtà, il mondo e lo sviluppo, no? L'inclusione va a braccetto anche con quello che è il tema dell'Agenda 2030 della sostenibilità. È un obiettivo che fa parte dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per il futuro, messa, diciamo, definita dall'Organizzazione Mondiale e dai vari enti, diciamo, internazionali, che mettono in evidenza i 17 obiettivi che sarebbe bene da qui al 2030 cercare di raggiungere. Se ci pensate, non manca tantissimo al 2030, eppure su alcuni obiettivi, sulla maggior parte di questi, in realtà c'è da lavorare ancora tantissimo, mi verrebbe da dire. Quindi l'inclusione si va un po' diciamo, prende le distanze dai processi invece del passato che hanno a che fare con l'inserimento e l'integrazione. L'inserimento ha a che fare proprio con il diritto delle persone di far parte dei contesti. E adesso lanciamo una lancia, un elemento positivo a favore dell'Italia. L'Italia è stata una dei primi paesi a mettere in atto delle leggi per l'inserimento nei contesti educativi e nei contesti lavorativi, di cui poi altri paesi, no, ci hanno in qualche modo hanno preso esempio. Quindi l'inserimento ha a che fare con il diritto della persona di essere presente in quei contesti, di non essere discriminata. L'integrazione, quindi punta l'attenzione alla persona, no? La persona con disabilità, ad esempio le leggi per l'inserimento, per l'eliminazione delle classi speciali, la legge 68 per l'inserimento lavorativo e così via. Poi abbiamo l'integrazione che invece poneva al centro, diciamo, tutto la possibilità degli individui non solo di essere presenti nei contesti, ma interagire anche con le persone nei contesti, e quindi qui tutta un'attenzione sulle pratiche di tipo riabilitativo che ad esempio potevano essere avviate per aiutare le persone a interagire, relazionarsi con gli altri, ok? Ma sempre l'attenzione è sulla persona con vulnerabilità, con disabilità e così via. L'inclusione elimina l'attenzione alla persona. L'inclusione mette la responsabilità a tutte le persone che sono nei contesti nel creare un ambiente, un contesto appunto che dia in qualche modo enfasi all'eterogeneità e alle unicità.
Bene, mi fermo un attimo qui così raccolgo qualche vostra riflessione prima di andare avanti. Immaginate che ricadute possa avere tutto questo per quanto riguarda l'attività di orientamento. Che pensieri che cosa vi è passato per la testa fino adesso? Sarebbe bello se questo corso lo facessero tutti gli addetti agli sportelli sociali, ai front office per stranieri, a tutte quelle realtà istituzionali dove la discriminazione è dilagante, diciamo. Grazie mille perché è molto interessante. Lei, Valentina, lavora in una struttura rivolta a? No, io ancora no, diciamo che insieme ad altre ragazze stiamo avviando una cooperativa di formazione e inserimento lavorativo con attenzione a donne e persone LGBTQIA, però diciamo in contesti di attivismo e volontariato mi interfaccio quotidianamente con quest'altro tipo di realtà e ci sarebbe bisogno di tanta formazione lì in questo senso. Sicuramente. Grazie. Grazie a te. Altri pensieri? Volevo accennare se c'è un collegamento da Career Shock all'apprendimento trasformativo e nelle esperienze eventualmente come poterlo valorizzare, ma probabilmente sarà una cosa nei seminari successivi, no? Perché sì, non ho sentito la prima parte, il collegamento tra Career Shock e... cogliere l'occasione dello shock e farlo diventare uno strumento per una trasformazione positiva, no? Anche dell'apprendimento. Perché ci sono immersa quotidianamente, insomma, su questi temi e probabilmente mi interesserebbe approfondirlo. E lei, Susanna, in che ambito opera? Io lavoro come affiancamento operativo negli inserimenti lavorativi in azienda. Sul progetto della Regione Toscana, sono in una cooperativa. Susanna, mi scusi, si è spento il microfono. Eravamo arrivati in azienda. Sì, all'interno della mia cooperativa sono responsabile di inserimenti e poi appunto accompagno in alcuni progetti in sperimentazione in Regione Toscana persone con vario tipo di svantaggio in inserimenti in azienda. Quindi la motivazione, sostenere la motivazione, trasformare le esperienze shock in occasioni positive potrebbe diventare, cioè, sento di averne parecchio bisogno, insomma, di poterlo leggere e sviluppare. Grazie. Grazie a lei. Altre riflessioni, pensieri? Io tra un po' dovrò andare al lavoro e sarò costretta a lasciarvi. Io lavoro in un SAI per minori a Grottaglie, in provincia di Taranto. Però le mie riflessioni erano, è molto interessante tutta la parte forse che sento legata alla relazione, no? Alla comunicazione anche tra i servizi, come far comunicare le persone con una fragilità con i servizi. Però mi manca invece un elemento strutturale. Io vedo qui nel mio territorio, io sono costretta a matchare. Cioè devo vedere che cosa c'è sul territorio, quali sono le aziende e poi fare un match. No? Quindi volevo anche capire se poi nei prossimi laboratori riusciamo... Sì, allora guarda, anche perché insomma la questione è che adesso appunto i lavori sono pochissimi. O c'è lavoro in campagna, nella ristorazione, o non c'è nient'altro. No? Quindi non è che è così difficile fare il match,
Dice È lei. l'unica cosa che sono costretta a fare, voglio dire, anche. Forse poi mi interessava molto invece quella funzione di supporto per aiutare i ragazzi anche a capire e a riconoscere, no, laddove sono discriminati, e poi magari potersi rivolgere a uno sportello, a noi, ad altri, per dire avviene questo sul lavoro, ed è una cosa che noi già facciamo comunque con le persone che seguiamo. Sicuramente nei laboratori proprio il paradigma, il match paradigma e come muoversi verso altri paradigmi lo toccheremo con mano, quindi cosa si può fare eventualmente anche in relazione a quello che abbiamo detto può essere una problematica che ha a che fare con un sentimento di tipo depressivo, psicologico, associato poi al sentirsi, no, al di fuori, escluso dal contesto lavorativo, e vedremo anche appunto perché secondo alcune teorie dell'orientamento il matching paradigm diventa un modello ad oggi obsoleto per fare orientamento, nel senso lo possiamo fare però non chiamiamolo orientamento, no? Proprio perché se siamo interessati in qualche modo alla progettazione di vita, come diceva lei, anche toccare quegli elementi che hanno a che fare con la discriminazione, come difendersi eventualmente da questi fenomeni potrebbe essere importante, ma con questo non voglio dire criticare il suo lavoro, no? Proprio da un punto di vista di contesto, considerando che il mondo è così complesso e anche le professioni, i lavori, le mansioni diventano in qualche modo, no, diverse dal passato, forse proprio gli strumenti che noi abbiamo per fare il matching paradigm si basano su dei modelli teorici che hanno a che fare con il primo dopoguerra, dove il modello del lavoro lineare, boom economico, dimmi chi sei, che personalità hai, se vogliamo utilizzare alla Holland, che è uno dei questionari più diffusi, e ti dirò dove andare. Ma capite bene che in quel contesto potevano funzionare, potevano avere una validità. Ad oggi invece può essere difficoltoso, e quindi non è detto che non dobbiamo considerare le passioni, gli interessi degli individui, ma forse utilizzare anche strumenti che sono più in sintonia con i tempi di oggi, e questo sicuramente una gran parte del laboratorio lo dedicheremo proprio a queste attività, quindi sia in modalità di raccolta delle informazioni attraverso degli strumenti indiretti, dei questionari, ma anche abbiamo pensato di dedicare una parte proprio sugli elementi di consulenza che si possono utilizzare nel career counseling per trarre un po' gli interessi, le passioni degli individui, perché a volte con le persone che hanno vulnerabilità, ve lo dico anche dalla mia esperienza come consulente, si ha difficoltà proprio a tirar fuori le passioni, gli interessi, e a volte arrivano dicendo boh, che interesse ho? Boh. Mi ricordo con una persona che aveva perso il lavoro, quindi anche in una certa età abbastanza avanzata, dice ma io ho fatto la sarta tutta la vita, che interesse ho? Non lo so. Io quello ho fatto, quello sapevo fare e quello ho fatto tutta la vita. Quindi capite che lì è un lavoro non da poco di riflessione proprio, no? Su se stessi. È ovvio che se queste attività le facciamo, no, più avanti con l'età diventa molto difficile, diventa una sfida incredibile. Se lo facciamo a livello preventivo con i giovani, allenarli a riflettere, a pensare alle carriere in questo modo può essere diverso. Forse quando abbiamo davanti degli adulti che vanno accompagnati a una progettazione professionale, non so nemmeno se lì possiamo parlare di orientamento, no? Proprio perché non è fatto a livello preventivo. Possiamo sicuramente dargli una mano attraverso attività di consulenza a gestire il passaggio, la transizione, il periodo diciamo di turbamento, ma è diverso da farlo come attività preventiva, dando soprattutto ai più giovani dei modelli, no? Delle modalità nuove per riflettere sul futuro e sul lavoro. Quindi sicuramente tratteremo questo tema, e vi farò un po' toccare con mano anche alcuni strumenti che sono stati messi appunto dal laboratorio Larios, che vanno in questa direzione. È vero poi che Angela, il modello matching paradigm, anzi lei è stata anche onesta dicendo io lo uso, so che dovrei fare in modo diverso, no? Ma non so se avete avuto modo di leggere attentamente il PNRR, dove vengono dati anche dei soldi all'orientamento delle scuole,
In realtà si parla di piattaforme digitali per analizzare le attitudini, no? Termine che veniva utilizzato appunto nel dopoguerra, dei giovani, no? Incrementare, no, le competenze STEM delle donne, come se tutte le donne volessero anche lì incrementare. Sì, c'è un problema di gender gap e questo lo sappiamo, però non è perché uno è donna per forza di incrementare le competenze STEM, no? C'è anche questo rischio. Bene, allora, se voi siete abituati a fare una pausa, Nicola, o continuo? Lo chiederei a loro, ma guarda, sono le 15:25, per cui forse possiamo dedicare questo ultimo spazio, insomma, quest'ultima mezz'ora, magari all'ultima parte che avevi Sì. presentato, così poi se ci sono appunto, se vogliamo andare anche su domande più specifiche sui laboratori, possiamo, insomma, siamo qua. Ok, allora guardate, io vado avanti con la parte che avevo preparato. Avevo preparato anche un video del professor Soresi, ma eventualmente quello lo riutilizzo anche nelle prossime sessioni, perché avendo cambiato il computer ce l'ho nell'altro computer ovviamente, ma in realtà ve lo posso un po' accennare io. Magari lo possiamo mettere a disposizione online se poi il professor Soresi è d'accordo. Quindi... Ok, perfetto. E aspettate che ritorno sulle slide, vi ricondivido lo schermo. Ovviamente io ricordo ancora a tutti che se vogliono intervenire e chiedere, insomma, questa è l'occasione. Sì, assolutamente sì. Poi in realtà nell'ultima parte avevo previsto un po' un approfondimento su quello che andremo a fare insieme, così se ci sono domande specifiche ho solo risposto a Angela, visto che aveva detto che poi aveva un impegno lavorativo, ma ve li presenterò insieme. Tutto questo, diciamo, in una recente analisi dell'orientamento, ma anche a livello di studi scientifici, tutti questi elementi che abbiamo preso in considerazione vengono definiti come wicked problem e l'orientamento e l'inclusione in qualche modo sono dei wicked problem. Che sono i wicked problem? Perché è interessante analizzarli? In realtà i wicked problem sono problemi di cui non c'è una soluzione univoca. E i wicked problem sono stati, diciamo, definiti e analizzati a partire dagli anni 70, quando appunto iniziavano a comparire le prime problematiche relative all'inquinamento, all'emissione di CO2 e abbiamo visto come tutti questi elementi, da quello della natura, l'inuguaglianza sociale, il conflitto, la salute, la corruzione, i problemi del lavoro, della tecnologia, dell'immigrazione, sono tutti problemi ormai interconnessi tra di loro, dove a volte non c'è una soluzione univoca, no? E si distinguono dai problemi del passato proprio perché se i problemi del passato, ovvero i problemi ad esempio della scelta rispetto al lavoro, era un problema più semplice, no? Queste sono le opzioni lavorative, no? Scegli, quindi il problema era quello della scelta, quindi trasformare il problema in una scelta attraverso l'individuazione di diverse opzioni professionali, dalle diverse opzioni individuo l'obiettivo. Giusto? Questo era il modo di operare, no? Che magari continuiamo ad utilizzare, quello di tipo lineare, quindi è un problema decisionale, affronto la scelta decisionale, quindi arrivo ad una soluzione. Il wicked problem, quindi anche l'orientamento come elemento che fa parte del wicked problem, invece non prevede un'unica soluzione. Non è più possibile fornire un'unica soluzione, proprio perché nel momento in cui do la soluzione, quello che può accadere è che ho una controparte della medaglia, quindi posso trovare un problema diverso. Pensiamo ad esempio, vi faccio un esempio che non c'entra niente con l'orientamento, ma solo per, non c'entra, ma solo per darci l'idea, no? Il problema dell'inquinamento ambientale. Io posso risolvere il problema, no, attraverso la trasformazione ecologica, quindi obbligo Sara, è vero, a cambiare macchina perché la mia a gennaio, anzi già da ieri non la posso più utilizzare.
cambio macchina, ok, ma diventa il wicked problem, sta nel fatto che ad esempio se io vado ad informarmi e cerco un motore di tipo ecologico, ibrido, che viene fatto con determinati parametri, che viene magari prodotto a livello locale, che magari stipendia, l'azienda che c'è dietro stipendia in modo adeguato ai lavoratori, capite bene, no, che il problema ritorna. Quindi non c'è una soluzione univoca, è il frutto di tante soluzioni. Come ad esempio, no, se prendiamo il problema dell'immigrazione, il movimento dei popoli, sappiamo che gran parte del movimento dei popoli è casato anche da alcune scelte alimentari, di consumi dei paesi, no, cosiddetti sviluppati. Nel momento in cui posso iniziare a fare delle scelte diverse rispetto ai consumi, può succedere che magari il lavoratore che magari prendeva già poco dall'altra parte del mondo potrebbe non prendere nulla e quindi ritorna il problema, no? È circolare. Ma questo che cosa su cosa vorrei porre l'attenzione? Il wicked problem in realtà sono problemi complessi e in quanto tali richiedono una formazione di tipo multidisciplinare, cioè quello che gli autori che si occupano di wicked problem sostengono è che non è più possibile occuparsi dei problemi per compartimenti stagni. L'orientamento è qualcosa che riguarda da una parte, no, i servizi, come dicevate voi, da una parte magari tutte le professioni che hanno a che fare con le scelte, con le decisioni, con il futuro, ma riguarda sicuramente anche l'economia, perché se io non parlo dell'orientamento, investendo anche e allargando il discorso a persone che potrebbero portare avanti un'economia, dei sistemi economici diversi dal passato, capite bene che il problema ritorna. Richiede magari una collaborazione con i servizi educativi, dell'istruzione, quindi il problema prettamente non può più essere visto da un'unica posizione. Non che dobbiamo essere i tuttologi, non voglio dire questo, ma vuol dire solamente analizzare i problemi da più punti di vista, come ad esempio il problema dell'educazione, no? Sappiamo bene che no, c'è un problema nei contesti scolastici. I contesti scolastici si basano anche qui su un modello, da una parte incentiviamo l'inclusione eliminando le classi speciali, dall'altra però quando vengono fatti i parametri con le varie modelli PISA e i vari test che vengono forniti alle scuole per valutare quanto quella scuola è competitiva verso gli altri, le persone con disabilità è meglio escluderle dalla valutazione perché abbasserebbero gli standard. Quindi da una parte si parla di inclusione, dall'altra seguiamo un modello neoliberista per cui la scuola deve competere e produrre. Qui a Padova mi ricordo che quest'estate ero rimasta allucinata dagli articoli in cui c'erano le scuole che competevano sul numero di laureati con 100, di diplomati con 100, come a dire, no, che la scuola più bella, la scuola di serie A è quella che produce più diplomati. Ma non magari quante persone con disabilità è incluso quella scuola, che magari le scuole che producono meno diplomati con 100 sono anche quelle che magari stanno coinvolgendo più persone diverse che hanno più problematicità. E quindi capite bene che le scuole potrebbero già fare una selezione di partenza, come avviene in alcuni contesti scolastici, no? Qual è il tuo consiglio orientativo? Quali sono i tuoi voti scolastici? Se ci sono delle difficoltà nei numeri di iscrizione, al pari, no, di persone che si presenta, scelgo la persona che con maggior probabilità potrebbe dare una immagine, no, positiva al contesto scolastico, immagine positiva intesa come appunto elemento di scuola che produce, no, e che dà persone in qualche modo dei prodotti finali.
Le attività di orientamento in qualche modo quindi dovrebbero, che cosa possiamo fare come orientatori? Insegnare alle persone a indignarsi e a preoccuparsi del futuro. Attenzione, per indignazione intendo proprio far sentire questi problemi come problemi vicini, presenti, non solo dei problemi lontani che non mi riguardano. L'indignazione, spero di avervela suscitata un po' oggi parlando un po' delle sfighe che spero che diventino delle sfide per noi professionisti, è quando mi attivo a livello emotivo. Questa cosa mi fa incazzare, però mi fa incazzare e quindi mi attivo per cambiarla. Se non c'è quell'attivazione emotiva è come la guardo con distacco. A livello psicologico noi parliamo di empatia, ok? Ma l'indignazione è proprio quella se volete, quella rabbia, no? Ok, morale, valoriale, che mi porta ad attivarmi per il benessere, per il futuro e a preoccuparsi, quindi occuparsi prima del futuro.